Saluto tutti gli amici che ci seguono su questo canale video, io sono Luca Veneziano, mi trovo qua insieme ai genitori di Francesca Aureli, Maria Grazia, la mamma, eccolo, e Giuliano, il papà. Siamo in attesa di Francesca, reginetta della canzone 2008, ecco, mi faceva piacere un po' nell'attesa che arrivi qualche piatto preparato per sfamarci prima di iniziare la serata, questa ragazza, questa Francesca, dalla mamma. Com'è Maria Grazia? È fantastica. È fantastica. Brava dentro casa, È bravissima. Il papà Giuliano cosa dice? Mi dà molte soddisfazioni sul palco, un po' di meno in casa. Non siamo d'accordo. Fa arrabbiare come tutti i giovani, no? Come così si suol dire. Comunque sentiamo un po' che cosa ne pensa invece Francesca. Abbiamo sentito il papà e la mamma, adesso sentiamo dalla voce di Francesca Aureli, qui a fianco a me, reginetta della canzone 2008, pregi e difetti di mamma Maria Grazia e di papà Giuliano. Io non lo so, sono sicuramente le persone più importanti per me perché comunque sono i miei genitori, però hanno dei pregi, dei difetti. Un difettuccio di Maria Grazia della mamma. Allora, dai. la mamma è una persona molto apprensiva. Lei è una che quando anche si organizza è una molto frettolosa, pensierosa. Questo è un difetto perché è un disturbo sia per lei che anche per gli altri, però dai, diciamo anche il pregio, che non è giusto elencarselo difetti, un pregio è molto forte e è una confidente per me. No, bene, bene. Papà Non Giuliano sono una invece? O babbo Giuliano, come dice lui, babbo. Babbo alla toscana, noi diciamo a casa. Io non ho mai detto papà, dico sempre babbo. Infatti alla toscana. Babbo è una persona molto simpatica, anche lui riesce a capirmi, il pregio è un artista, quindi è un grande pregio quello. E come difetto è una persona un po' testarda, molto testarda. Anzi, non un po' molto. Sei testardo? Giuliano, babbo. sei testardo, babbo. Bene. Babbo. La serata è completamente dedicata a Francesca, questa sera verrà consegnato il suo premio, si presenterà con la sua corona, la sua fascia, fra un po' ci saranno anche gli amici. Vediamo l'ingresso di Francesca nel locale dove si terrà la sua festa, Villa Borghese Montecchio di Pesaro. Dentro si sente un entusiasmo pazzesco, con Francesca stiamo per entrare, Villa Borghese Montecchio di Pesaro, sì! Francesca Aureli, reginetta della canzone 2008. So I go on, but I know I think of you every step of the way, and I will always love you.
questa serata eccezionale alla quale hanno partecipato anche Francesca Maria Sassu e Silvia Cecchini. Io proporrei un aggettivo per uno per Francesca Aureli. Vai, inizia pure tu. Prorompente. Secondo me travolgente. Bravissima. Spettacolare. Fantastica. Eccezionale. Unica. Strepitosa. Strepitosa, allora chiamiamola Francesca. Vieni qua insieme ai tuoi amici con l'applauso naturalmente. A chiudere ufficialmente questa serata. Fermi. Un aggettivo da parte di Francesca verso gli amici. L'ho presa in castagna. Sì, unici, i migliori amici del mondo. Strepitosi. Da parte di tutta la Titanus, da parte di Rodi Di Giacomo, questo qui è un premio per te. Io non dirò assolutamente di che cosa si tratti, chi vuole comunque sapere può direttamente telefonare. Voi fate un bel applauso a questo numero di telefono con l'applauso 335 8